Presso la terrazza di Eurolingua in via Unità d'Italia ad Agrigento si svolgerà a partire da venerdì alle ore 18:30 un'interessante iniziativa dal tema aperitivo in terrazza, conversazioni sulla bellezza di leggere e di scrivere. Ne parliamo con Adriana Neacono, che è la titolare di Eurolingua, e da cosa scaturisce l'iniziativa e perché? Dicevo, appunto, l'iniziativa scaturisce proprio dal fatto che all'Eurolingua abbiamo una bella terrazza con una bella vista sul panorama appunto all'interno della provincia, e per cui ci siamo detti perché non utilizziamo questo spazio in maniera creativa per promuovere la cultura, che è poi quello che cerchiamo sempre di fare. E appunto abbiamo messo insieme una bellissima squadra di amici scrittori agrigentini, abbiamo coinvolto amici scrittori palermitani, anche qualcuno di rilievo, insomma, di un certo peso, di rilievo nazionale come Beatrice Morroi e Davide Camarrone, per citare tra i più conosciuti, e insieme abbiamo creato questo programma che ci accompagnerà per tutta l'estate, per un intrattenimento che sia leggero ma anche interessante, di richiamo culturale. Ringraziamo anche gli sponsor, che sono stati tanti, che ci hanno permesso di offrire anche un rinfresco, un aperitivo, quindi condividere anche un momento sociale, un momento conviviale insieme a tutti quelli che parteciperanno. Ecco, presenti abbiamo degli autori che faranno parte dell'iniziativa. Iniziamo con Alberto Todaro con la sua pubblicazione Ce la so. Sì, il mio libro verrà presentato a settembre, quindi insomma c'è tempo ancora, però io sarò diciamo, il presentatore del primo libro. Venerdì prossimo, giorno 13 luglio, presenteremo Come un tiglio a Gezi Park di Enzo Di Pasquale, un autore di Castellammare del Golfo, un libro che si sviluppa tra Palermo e Istanbul, un libro molto interessante sulla storia di due donne che in qualche modo le cui vite si intrecciano in qualche modo. Io consiglio a tutti di venire perché è un modo simpatico di passare una serata. Noi siamo, diceva Adriano, noi siamo scrittori ma soprattutto siamo lettori, che probabilmente è la cosa anche più importante. Il bello di questa iniziativa è che abbiamo cercato come gruppo di coinvolgere altri gruppi, per cui alla nostra iniziativa abbiamo invitato anche tanti ragazzi delle scuole e abbiamo fatto in modo che ogni giorno, ogni presentazione, l'autore che vi è stato invitato parli anche dei suoi rapporti con la letteratura italiana, per cui i ragazzi, a cui poi verrà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà essere utilizzato come credito, sanno che non solo verrà presentato l'autore contemporaneo, ma si parlerà anche di letteratura utile anche all'interno del percorso scolastico. Quindi questa è una cosa bellissima, perché è veramente un lavoro, un'attività che comporta, che coinvolge gruppi diversi, perché è in gruppo che si lavora meglio. Per finire, Francesco Settecasi parteciperà anche lui a questa iniziativa. Una tua valutazione? Gli incontri sono per lo più dedicati alla narrativa. Difatti i diversi presentatori parleranno di romanzi di autori locali, ma anche di autori di una certa portata a livello nazionale. Però il 31 marzo l'incontro sarà dedicato alla poesia, perché anche la poesia fa parte della lettura, coinvolge i problemi dello scrivere, del leggere, dell'ascoltare. E quell'occasione si presenterà il mio libro, ma è solo uno spunto, perché effettivamente la discussione verterà sulla poesia in genere. Difatti ci saranno altri poeti come la signora Lia Lobue, Stella Vella, e quindi l'argomento veramente sarà quello sulla poesia.